Emittenti siciliane sul piede di guerra sono pronte a scioperare se la Regione non imprimerà un'accelerazione all'iter per l'approvazione del disegno di legge sull'editoria, fermo dallo scorso luglio. Lo ha annunciato questa mattina a Giardini Naxos il presidente di LES, Libere Emittenti Siciliane, Sebbi Roccaro, intervenuto alla conferenza programmatica di Articolo 4, il movimento politico fondato dal deputato catanese Nino Leanza. Proprio Leanza è il primo firmatario del DDL 304, che contiene una serie di norme per la promozione e il sostegno alle imprese dell'informazione locale in Sicilia. Il disegno di legge, dopo un iter rapido in Commissione Attività Produttive, non è ancora approdato all'Ars ed è attualmente fermo in Commissione Bilancio. Uno stop che ha mandato su tutte le furie gli editori che senza le misure di sostegno previste non riescono più ad andare avanti dopo aver fronteggiato senza aiuti gli elevati costi per il passaggio al digitale terrestre. Noi già abbiamo annunciato alla politica che vogliamo risposte concrete e nel minor tempo possibile. C'era stato detto che prima delle vacanze estive la legge sarebbe andata per la votazione finale in aula, così non è stato. Attendiamo ancora questa settimana prossima che la politica ci dia un segnale concreto, perché noi editori siamo in grosse difficoltà. Ogni giorno tante persone vengono licenziate perché purtroppo non riusciamo a ovviare a questa crisi gravissima che sta attanagliando un po' tutte le varie categorie. C'è anche da dire che la politica questa settimana ha una settimana molto intensa, speriamo che trovi lo spazio anche per noi editori. In caso contrario noi giorno 7 sciopereremo e chiederemo ai direttori delle testate giornalistiche di astenersi dalle trasmissioni. L'onorevole Leanza ha confermato l'impegno del suo gruppo per una rapida soluzione della vicenda e entro ottobre ha spiegato: contiamo di approvare il disegno di legge. Noi abbiamo chiesto, lo Stato ha chiesto di adeguarsi al digitale, di fare degli investimenti in tutte le regioni d'Italia, sono stati aiutati tranne che in Sicilia. Il nostro disegno di legge è anche qualcosa di più, è garantire il diritto all'informazione, alla pluralità dell'informazione, alla libera informazione. Senza le piccole televisioni o senza le televisioni private non si va da nessuna parte. Le vere notizie in Sicilia le fanno le televisioni private. E allora assieme alle televisioni private, ai blog, ai siti, ai giornali, hanno bisogno non di assistenza, non di un aiuto assistenziale, ma hanno bisogno soltanto di una legge organica. Questa legge consente a chi ha operato bene, a chi si adegua con i tempi del mercato, di poter restare e fare assolutamente la loro parte. Non c'è pubblicità, la crisi sta massacrando tutti, a partire anche dalle televisioni e dal mondo dell'informazione. Non dimentichiamo anche che attorno a questo mondo girano 5.000 persone, quindi con un grande indotto culturale, con un grande indotto sociale e anche un grande indotto economico. In questo momento è in Commissione Bilancio, aspettiamo soltanto le relazioni di alcuni assessorati, mi auguro che entro il mese di ottobre possa arrivare in aula per essere votata, migliorata, ma alla fine finalmente fare una legge vera. Ce la stiamo mettendo tutta, è bipartisan, ognuno di noi sta prendendo la propria parte, è una legge di civiltà e di giustizia.